Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Abbiamo già parlato almeno 3 volte nelle scorse settimane di caporalato in Veneto. Questo vuol dire che molto più spesso di quanto si pensi, visto che stiamo per fare un altro grave servizio che racconta di un'altra zona, un altro sfruttamento di lavoratori attraverso i caporali, sempre in Veneto, lo ricordiamo, non in lontani agri del meridione, vuol dire che gran parte della nostra campagna subisce quest'onta, questa ferita che pensavamo magari fino a pochi anni fa ancora del tutto distanti dal nostro territorio. Trattati come schiavi, pagati 3 euro l'ora e costretti a lavorarne 11 filate nei campi e nei vigneti, spesso lasciati senza cibo o costretti a mangiare un panino mentre erano piegati a raccogliere gli ortaggi, senza contare tutte le volte che venivano picchiati perché scoperti a dissetarsi durante le ore più calde delle giornate estive. Queste le condizioni in cui dovevano lavorare 13 uomini marocchini, 2 di loro, esasperati dai ritmi massacranti e dalle botte, si sono rivolti ai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia. Gli aguzzini erano loro connazionali, 5 cittadini marocchini che avevano messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro clandestino, un giro d'affari da 350.000 euro all'anno. Operazione Miraggio perché i lavoratori accettavano di essere schiavi per ottenere un permesso di soggiorno. Un lavoratore, pur essendosi leggermente ferito un occhio ma tale da dover ricorrere alle cure sanitarie presso in un pronto soccorso, il giorno dopo è stato reimpiegato al lavoro bendato, con un occhio bendato, medicato, poiché generalmente questi lavoratori lavoravano anche in condizioni di privazioni dei dispositivi di protezione individuale. La base di questa azienda, gestita dai marocchini che forniva braccianti, era nel Rodigino a San Martino di Venezia. All'interno dell'organizzazione i compiti erano suddivisi. Il titolare era un marocchino di 30 anni, poi c'era l'addetto ai pagamenti e 3 persone invece erano i caporali che trasportavano e sorvegliavano i lavoratori sfruttati nei campi. Per 4 di loro i carabinieri hanno disposto l'obbligo di dimora e di restare in casa nelle ore centrali della giornata. Il quinto invece è irreperibile. L'indagine, partita dopo una denuncia di 2 ragazzi sfruttati, ha consentito una prima ispezione in un fondo agricolo di Cavarzare nel Veneziano. Da qui, dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno scoperto il sistema di sfruttamento degli stranieri impiegati soprattutto in campi di ortaggi e in vigneti della Bassa Padovana, a Tribano, Arre, Montagnana e Conselve. E i carabinieri ora stanno cercando di capire se le ditte che usufruivano della manodopera fossero a conoscenza delle condizioni di sfruttamento che la ditta di Marocchini imponeva ai suoi lavoratori, che di fatto erano fantasmi per il fisco. Il risultato operativo di inibire queste persone a continuare a sfruttare i connazionali sul lavoro ci consente adesso di meglio dettagliare le condizioni e i rapporti di lavoro contrattuali che esistevano tra questa azienda e le ditte che poi chiedevano l'impegno della manodopera. I 13 marocchini sfruttati ora hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Tra i messaggi di non panico, di non discriminazione, di attenzione insomma contro quelle che potrebbe essere qualsiasi forma di psicosi, l'intera giunta comunale di Padova è andata a mangiare al ristorante cinese. Viva la Cina, viva Wuhan! In mano una gru di origami colorata, un simbolo di buon auspicio. Nel primo ristorante cinese aperto a Padova nel 1987, lo storico Shanghai di via Marsala, la giunta comunale ha voluto portare un messaggio di solidarietà e vicinanza andando a pranzo. In queste settimane di massima allerta per il coronavirus, i primi a soffrire della psicosi da contagio sono state proprio le attività di ristorazione, con un drastico calo della clientela. E così gli assessori hanno deciso di lanciare un messaggio forte ai padovani a non cedere ai pregiudizi e ai timori infondati. Vorrei ringraziare il Comune, tutto il giunto di Comune che vengono da noi per fare un sostegno alla solidarietà. È veramente una grande fiducia. Arcobaleno, che gestisce il locale da 33 anni con il marito Paolo, ha ricevuto anche tante manifestazioni d'affetto. Ci mostra la sua cucina, i cuochi sono al lavoro, preparano piatti tipici, ma le materie prime sono del territorio veneto. Il marito Paolo in queste settimane è in Cina, a 800 km di distanza da Wuhan, epicentro del focolaio del coronavirus. Qui è abbastanza tranquillo, il virus di qua sono 3 persone prese.
e un'egualità. La sorella Wei, rientrata a Padova dalla Cina il 28 gennaio, è uscita per la prima volta dopo essersi imposta 2 settimane di autoisolamento. La quarantena è finita? Finita, sto bene, sto veramente bene. Io ero molto tranquilla, io so che io non ho niente, però per sicurezza, per bene di tutti gli altri, della famiglia, dello Stato cinese, dello Stato italiano, per tutti quanti praticamente, e ho fatto questo. Arcobaleno e Wei hanno accolto gli assessori, squadra quasi al completo, con un pranzo a base di astice, ravioli al vapore e gamberoni. La giunta, attraverso l'assessore Bressa, invita tutti a non farsi contagiare dalle fake news. Il messaggio importante che vogliamo lanciare è che bisogna lottare in questa fase, diciamo, complicata per la comunità cinese con ancora più forza contro ogni pregiudizio e contro ogni diffidenza che è del tutto immotivata. E c'è da dire che la politica si sta muovendo. A Venezia Zecchi ha fatto sapere, stiamo parlando di Stefano Zecchi naturalmente, di correre come candidato per sindaco di Venezia. Professore, com'è nata questa candidatura? Ma nasce da diversi padri, diverse madri. C'è il desiderio, innanzitutto da parte mia, di dare qualche cosa alla città, nasce da un senso di incertezza amministrativa della città, di tanti amici che mi hanno chiesto di entrare in questo gioco, l'insoddisfazione per l'amministrazione attuale. Scrittore, filosofo, giornalista, opinionista televisivo, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Padova ed estetica all'Università di Milano, dove è stato anche presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera e assessore alla cultura, Stefano Zecchi, veneziano doc, si candida a sindaco della sua città col Partito dei Veneti per le prossime elezioni comunali. La sfida è quella di rimettere in una relazione virtuosa Venezia è Mestre, Venezia è la terraferma, fare di Venezia una capitale europea e fare di Mestre la city di questa capitale europea, una Greater London, come in fondo è ormai in tutta Europa quando abbiamo delle realtà urbane complesse, diverse. L'ultimo impegno politico di Stefano Zecchi in Laguna è stato a sostegno del referendum per la creazione di 2 amministrazioni ad hoc a Venezia e Mestre, in uno schieramento trasversale che in quell'occasione comprendeva forze di quasi tutti i partiti. Io penso che ci debba essere per amministrare una città importante come questa una visione di sviluppo, cioè liberarsi dalla contingenza dei problemi e vedere come invece attraverso una visione tu hai la possibilità di comprendere le questioni importanti per la vita della città, la casa, il lavoro, la possibilità di ritrovare un'anima della città che non c'è, purtroppo è mancata. Cosa accadrà invece a Padova se l'attuale vice sindaco Arturo Lorenzoni diventerà, come sembra, uno sfidante non solo delle civiche ma anche del centrosinistra più o meno unito contro Zaia? La scelta del candidato di centrosinistra alle prossime regionali, qualora il nome designato fosse quello di Arturo Lorenzoni, potrebbe provocare un effetto domino sul governo della città di Padova. Il vice sindaco potrebbe lasciare la sua carica per seguire la campagna elettorale, comunque sarebbe costretto a dimettersi sia in caso di elezione a governatore sia in quella di consigliere regionale. E così il sindaco di Padova, Sergio Giordani, potrebbe già dalla settimana prossima mettersi alla ricerca di un nuovo vice. Da Coalizione Civica fanno sapere che la decisione del sostituto di Lorenzoni verrà presa con le consuete modalità, ovvero interpellando l'Assemblea, una strada condivisa con la lista civica Lorenzoni sindaco. Credo che adesso dobbiamo aspettare questi diversi passaggi. Uno, che si definisca questa candidatura. 2, il fatto di parlarci e decidere insieme dove, in che modo si dovrà intervenire all'interno della giunta e in che direzione si voglia andare. Per quanto mi riguarda sicuramente non sarà un'occasione di competizione, perché credo che veramente il metodo del decidere insieme sia quello che debba prevalere. Il prossimo possibile vice sindaco dovrebbe rispettare gli attuali equilibri della giunta e quindi essere un esponente di Coalizione Civica o addirittura un esterno, ma sempre vicino agli ambienti civici. Non si esclude anche un rimpasto di giunta con in pole position proprio l'assessore al decentramento Francesca Benciolini. Vediamo.
Lo decidiamo insieme e sulla base anche di una serie di considerazioni che sono molto complesse, quindi non è un fatto di dire io sì o no, è il fatto di capire insieme cos'è la cosa migliore perché il gruppo continui a lavorare bene come ha fatto fino adesso. Ad ogni modo si dovrà attendere venerdì sera, quando la direzione del PD chiarirà una volta per tutte la strada da intraprendere per le regionali. La sezione padovana dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è in pesante polemica con Casa Pound per la questione dello striscione sulle foibe e delle accuse rivolte proprio nei confronti dell'ANPI di negazionismo. Come ogni anno, il giorno del ricordo, con la commemorazione delle vittime delle foibe, porta con sé polemiche a distanza. A Padova, nel caso specifico, volano parole grosse tra Casa Pound e l'ANPI, l'associazione partigiani. Nei suoi volantini, distribuiti in tutta Italia, la formazione neofascista attacca l'ANPI, colpevole, secondo i suoi attivisti, di mettere in discussione la figura di Norma Cossetto, la studentessa infoibata, e di rivedere al ribasso la stima degli esuli istriani, fiumani e dalmati colpiti dal comunismo jugoslavo. Un conto sono i morti durante la guerra e indubbiamente non si possono capire se non si pensa a quello che ha fatto il fascismo in quelle zone lì, con uccisioni, crudeltà, dall'esodo, e l'esodo è inutile negarlo. C'è stato un progetto così di Stato jugoslavo che e non è pulizia etnica come dicono loro, ma è evidentemente un progetto a cui gli italiani della costa asiatica non sono voluti sottostare, ma non è pulizia etnica. Quanto a Norma Cossetto, l'ANPI di Padova condanna le estremizzazioni che vengono anche da ambienti di sinistra. Anche dall'ANPI, forse di Lecce, non sanno le cose. Norma Cossetto è stata, non so bene se sia in un modo o in un altro, ma è stata comunque uccisa. Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, costituente del Partito Comunista Italiano, le ha dato la laurea d'onore, quindi è comunque una vittima. Sicuramente era figlia di un fascista, ma questo non vuol dire che dovesse essere uccisa. No alle strumentalizzazioni da una parte e dall'altra, richiama a essere obiettivi sui numeri, sulle cifre delle vittime e sul fatto che l'esodo è stato causato, dice l'ANPI, da un contesto che ha indotto migliaia di persone a lasciare quella terra, cifre ben diverse quelle pubblicate dai militanti di Casa Pound, 10.000 morti e 350.000 esuli costretti ad andarsene per un progetto di pulizia etnica, sostengono. Ammettiamo che ci sono state delle cose esagerate, però è chiaro che se non contestualizziamo nel ventennio con quello che ha fatto il fascismo non capiamo certe cose. L'esodo è una cosa diversa. Se ci fosse stato un progetto includente da parte dello Stato jugoslavo, la gente sarebbe rimasta perché era la sua terra. Lì non c'è stato. Resta il fatto che in questo momento un confronto, un contraddittorio tra questi due mondi, ANPI e Casa Pound, è semplicemente impossibile. Con Forza Nuova e Casa Pound, sinceramente, proprio non mi pare che sia il caso. Sono forze assolutamente antidemocratiche. Ci fermiamo per una pausa, poi parliamo dell'audizione per il Mose. L'attesa audizione per il Mose per capire veramente a che punto si è con i lavori e soprattutto con la promessa di arrivare a un qualcosa di funzionante quest'estate. Stiamo tentando di recuperare questo ritardo sommando al completamento anche una fase di avviamento che è necessaria per poter attivare il sistema. Lo stato dei lavori e il cronoprogramma per il funzionamento del Mose sono stati al centro della seduta della Commissione Ambiente della Camera. Non so se era l'opera giusta per Venezia, ma adesso giunti a più del 90% dell'opera va concluso. La pazienza degli italiani che hanno pagato tutto, stanno pagando tutto e continueranno a pagare tutto, non è infinita. Ai diversi interrogativi dei deputati ha risposto, oltre alla provveditrice Cinzia Zincone, la commissaria straordinaria per il Mose Elisabetta Spitz. A partire dalla fine di giugno le barriere saranno tutte utilizzabili in coordinamento fra loro. Su questo è stato fatto un grande sforzo organizzativo, perché voglio ricordare che la control room, che è la sede dove vengono governate e gestite le barriere, a giugno non è pronta. In attesa della control room, il sistema provvisorio prevede 4 squadre operative che muoveranno le barriere in concomitanza grazie ad un ponte radio. Ovviamente per poter consentire
l'attivazione delle 4 barriere è stato necessario anche fare una verifica puntuale della disponibilità di risorse già addestrate per poter movimentare le barriere. Queste risorse oggi a febbraio non sono ancora del tutto disponibili. Secondo l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto Pan, le buone pratiche per la gestione del lupo in Europa ci sono e dice basta seguirle. A fine 2019 in provincia di Belluno sono state accertate complessivamente 52 predazioni del lupo, 6 in più rispetto al 2018, mentre i capi uccisi sono stati 104 contro i 144 dell'anno precedente, quando venne accertato anche il ferimento di 15 fra ovi, caprini e asini. Le istanze presentate lo scorso anno per l'indennizzo sono state 43 per un importo complessivo di poco sopra i 27.000 euro già liquidati. Questi i dati forniti dalla Regione che sulla scia del Trentino Alto Adige contro l'invadenza dei grandi predatori ha approvato un progetto di legge statale per la prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e il contenimento delle popolazioni in esubero. Ma è una legge che attende il via libera dal Ministero dell'Ambiente, il quale però esclude gli abbattimenti delle specie particolarmente protette. Il lupo già avviene in altri stati europei, passi da essere considerato fauna totalmente protetta a fauna gestita, e nella gestione di questo animale si possa in qualche maniera o traslocarlo oppure dove sono quei gruppi particolarmente confidenti e aggressivi che creano naturalmente nelle popolazioni tutta una serie di apprensioni e disagi, possa anche essere abbattuto. Ad oggi dal Ministero dell'Ambiente, al quale il Veneto ha chiesto la revisione del piano lupo, nessuna risposta, spiega l'assessore Panna, che assieme ai colleghi di Trento e Bolzano invoca la possibilità di poter gestire il grande predatore seguendo le buone pratiche già presenti nelle aree alpine dei paesi europei. Sono già degli esempi di buona gestione della fauna selvatica e del lupo, basta saperli e avere il coraggio di affrontarli. A titolo di prevenzione, a breve sarà aperto il bando che finanzia gli allevatori al 100% per l'acquisto dei materiali idonei a contrastare gli attacchi del lupo negli allevamenti. Intanto l'assessore alla sanità del Veneto Lanzarin invia un'ispezione nelle case di riposo comunali di Bassano, l'ISAC. Io ho visto il servizio e le dichiarazioni sono dichiarazioni molto gravi che quindi vanno accertate. Di conseguenza mi sono subito mossa, ho fatto subito costituire una commissione di verifica tramite azienda zero e oggi è uscita in ispezione la commissione di verifica. La Regione non ha perso tempo, si è mossa subito dopo l'intervista al neurologo che si è dimesso dalla casa di riposo Villa Serena, una delle due ISAC di Bassano, accusando, a detta sua, una situazione molto grave che interesserebbe alcuni pazienti dell'area demenze. Le sue parole hanno fatto accapponare la pelle, tanto che immediatamente l'assessora regionale alla sanità, abbiamo sentito, ha avviato un accertamento a 360 gradi perché nulla è da escludere. Aspetteremo i risultati appunto e l'esito di questa verifica per poi trarre delle conclusioni, perché è chiaro che quando si parla di queste cose sono cose molto delicate, molto sensibili, ma soprattutto quando hanno a che fare con persone fragili come gli anziani e indifesi. Ecco, prima linea assoluta da parte della Regione è la tutela delle categorie più fragili della popolazione. Assolutamente, quindi vanno accertate responsabilità e dichiarazioni e se dovessero emergere considerazioni di alcun tipo, insomma, si procederà. È chiaro che se dovessero anche emergere dichiarazioni che non sono veritiere, io credo che anche in questo caso, insomma, ci dovrebbe essere una segnalazione anche alla procura, perché sono troppo gravi e fanno troppo male. Non fanno solo male nei confronti degli anziani, dei familiari, ma credo che fanno male anche nei confronti di un sistema che è formato da tanti dottori, tanti professionisti che ogni giorno fanno il loro dovere in maniera diligente. Le colline del Prosecco, come sapete, sono patrimonio dell'umanità UNESCO. Cosa vuol dire vivere in un luogo che è patrimonio dell'umanità? Ci ho dato un'occhiata veloce, per cui infatti ero ancora qua perché non l'ho ancora guardato bene a fondo. Vale la pena di farle queste cose, secondo me, comunque. L'ho letto, è bellissimo. Le colline meravigliose, però io dico sempre cercate di tenere contenute le viti.
Si legge velocemente e spiega in poche pagine cos'è l'UNESCO, a cosa serve, dove potrebbe portare, l'importanza del fare squadra anche in termini di collaborazione tra territori e il Vademecum che Regione Veneto e Associazione Temporanea delle Colline UNESCO sta diffondendo praticamente porta a porta nei 15 comuni dell'area Patrimonio dell'Umanità, dove le aspettative restano alte a partire dalla creazione di nuovi posti di lavoro. E dia lavoro ai giovani soprattutto perché al giorno d'oggi non ci sono tanti posti. È un bene valorizzare e è un bene far conoscere il proprio territorio. Spero che porti anche qualcosa dal punto di vista turistico, non solo produzione del vino, bicicletta, cicloturismo, qualcosa del genere. Credo sia una buona cosa per l'economia, per la nostra economia e forse anche per salvare il territorio. Il riconoscimento UNESCO è un riconoscimento mondiale, per cui sicuramente sarà una cosa positiva per noi. Sugli aspetti culturali si sofferma il consigliere regionale Sonia Brescaccinna, già sindaco di San Vendemiano. Dà anche l'idea dell'opportunità che abbiamo di tutelare questo tipo di ambiente, questo tipo di paesaggio, di trasferirlo alle generazioni future, creando anche un movimento di tipo culturale, economico e sociale che sicuramente farà bene al nostro territorio. Insomma, per molti un'opportunità, ma con un'avvertenza a chi sta nella cabina di regia. Se lo sanno gestire bene, sì. Se vivono sul già acquisito, rischiano di farsi male da soli. 90.000 oggetti per il carnevale, visto che parliamo di territorio e di, in questo caso, patrimonio immateriale, che è quello del carnevale in Veneto, a Venezia in particolare. 90.000 prodotti non erano regolari, maschere e altri insomma, oggetti per il carnevale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Più di 90.000 articoli di carnevale, tra cui maschere e prodotti per festeggiare la ricorrenza, ritirati dalla Guardia di Finanza di Padova. Gli uomini delle Fiamme Gialle, in un'operazione volta a togliere dal mercato prodotti non conformi alle leggi vigenti, ha identificato una società gestita da un uomo di origine cinese che stava per mettere in commercio prodotti privi delle indicazioni di legge. Dall'analisi dei documenti fiscali ed amministrativi è emerso che le maschere e gli altri prodotti erano stati importati illegalmente da una società spagnola. Ora il titolare della ditta è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia una multa fino a 25.000 euro. Gli arrivavano cani dai comuni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, in un canile in provincia di Pordenone, però la proprietaria impediva l'adozione degli animali per trattenersi la cifra della diaria. Il blitz degli uomini della squadra mobile di Pordenone nel canile di Villotta di Chionso nel Pordenonese ha portato alla luce una serie di comportamenti illeciti che avrebbero permesso alla struttura di sfruttare gli animali per garantirsi per un lungo periodo introiti illeciti a danno dei 58 comuni convenzionati tra le province di Pordenone, Udine e Venezia. In particolare è venuta alla luce una truffa ai danni di questi enti relativamente alle spese per il mantenimento degli animali in canile. La proprietaria ora è indagata per truffa ai danni dello Stato e peculato. Secondo gli investigatori gli animali sarebbero stati ricoverati senza l'attuazione delle procedure di riabilitazione previste e in più occasioni sarebbero stati spostati dal canile, dove era prevista la loro degenza e custodia, all'abitazione della proprietaria della struttura, sottraendo in questo modo gli animali ad ogni possibile adozione e in piena violazione delle normative sanitarie regionali. Ma dalle indagini sarebbe emerso altro. Per limitare le opportunità di trovare una famiglia ai cagnolini, gli esemplari sarebbero stati isolati in box singoli, senza nemmeno farli sgambare, affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai comuni affidatari. Oppure, in alcuni casi, più cani di taglie diverse sarebbero stati collocati in aree comune, lasciandoli di fatto allo stato selvatico in condizioni di branco per impedire che questi sviluppassero affezione per l'uomo. Su richiesta della polizia, il PM, titolare delle indagini, ha emesso un decreto di ispezione locale presso il canile. Qui sono stati trovati centinaia di confezioni di medicinali veterinari scaduti, un ingente mole di documentazione amministrativa, fiscale e sanitaria che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti. Sì, forse non è il caso di far mantenere i cani a una persona così, se tutto accertato. Ci fermiamo per una pausa.